AICA dichiara guerra agli abusivi di prese d'acqua e fognatura, presto controlli serrati. Pronto il ritorno di Nenè Mangiacavallo alla presidenza del Consorzio Universitario di Agrigento. Maxi sequestro di tabacchi utilizzati come droghe dannosi per la salute a pakistano residente a Canicattì. Confiscati 600.000 euro di beni ad imprenditore di Mussomeli. Davide Licata, la sorella, trasforma il dolore per la morte del giovane in una canzone. In Sicilia, apertura dell'anno scolastico nel ricordo di Pino Puglisi. Stretta sui gettonisti nella sanità siciliana. Violenza sulle donne, le prime 2 assunzioni alla regione. Pantelleria intitola a Giorgio Armani il suo aeroporto, in campo con il diabete ad Agrigento, energia e consumi se ne è discusso a Lampedusa, l'immagine di Andrea Camilleri campeggia illuminando la torre Carlo V, all'Effebo l'altro figlio e domani torna in cattedrale in festa, premio a Loredana Errore a Bergamo. Bentrovati dalla redazione di TVA Notizie, lo avete sentito in apertura, si profilano tempi duri per gli abusivi delle prese d'acqua e fognature. C'è un duro monito della presidente dell'AICA Danila Nobile. La nostra azienda gestisce oggi il servizio idrico integrato in 33 comuni della provincia di Agrigento, occupandosi non solo dell'acqua potabile, ma anche della fognatura e della depurazione. Rimangono ancora alcuni comuni che non hanno consegnato le reti, ma che fanno parte del lato AG9 e per i quali il servizio verrà assunto da AICA non appena completati gli adempimenti previsti. Voglio parlarvi di un tema importante: l'obbligo di allacciarsi al pubblico acquedotto e alla rete fognaria nelle zone servite. Non si tratta solo di una regola, ma di un impegno fondamentale per la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e soprattutto la giustizia tra cittadini. Ci sono ancora immobili non allacciati regolarmente o utenti che utilizzano la fognatura senza pagare il servizio. Questo crea rischi per la collettività, ma soprattutto delle ingiustizie verso chi contribuisce correttamente e regolarmente. Nei prossimi giorni AICA avvierà dei controlli incrociati per verificare le posizioni di chi non è regolarmente allacciato o di chi usufruisce dei servizi senza pagare per recuperare il dovuto. Ma soprattutto oggi vogliamo dare a tutti la possibilità di mettersi in regola. Per questo vi chiedo un gesto semplice ma fondamentale. Se la vostra casa o il vostro immobile è servito da acquedotto e fognatura pubblica, allacciatevi subito. È un obbligo di legge, ma è anche un atto di responsabilità verso il territorio ed è un territorio che condividiamo. Potete farlo subito. Potete compilare la modulistica presente sul sito www.aicaonline.it o potete contattare i nostri uffici, ci sono i numeri dedicati, o ancora tramite PEC. Farlo significa contribuire ad un servizio più giusto, più sicuro e più efficiente per tutti. Ma c'è un altro aspetto che ci riguarda tutti: il recupero delle somme dovute dai comuni clienti e dagli utenti morosi ci permetterà di avere più risorse da investire nelle manutenzioni e nel miglioramento delle reti idriche e fognarie. Significa poter riparare più guasti, significa poter ridurre le ingenti perdite di acqua e quindi garantire un servizio migliore, soprattutto a chi oggi non riceve l'acqua come vorrebbe e ce lo segnala tutti i giorni. Tutti dobbiamo collaborare, ognuno per la sua parte, a questo risanamento del servizio idrico integrato per il quale ci spendiamo tutti i giorni. Quindi, con la massima trasparenza che ormai mi contraddistingue, vi invito ad approfittare di questa possibilità di regolarizzazione volontaria.
Voglio però essere chiara. Chi non provvederà all'allaccio, pur essendo obbligato, sarà segnalato alle autorità competenti e potrà incorrere in sanzioni di legge, oltre al recupero delle somme dovute. Non è una scelta che facciamo con leggerezza, è un obbligo previsto dalla normativa nazionale e regionale, che AICA ha il dovere di far rispettare. Mettersi in regola oggi significa evitare sanzioni domani e soprattutto contribuire a un servizio più equo e più sicuro per tutti. Vi dico anche un'altra cosa importante. Chi sceglierà di mettersi in regola subito, senza attendere l'avvio delle azioni di recupero, potrà beneficiare di condizioni più favorevoli e soprattutto di premialità riservate a chi collabora. È così che tutti, ciascuno per la propria parte, possiamo davvero risanare il servizio idrico e garantire un futuro migliore alle nostre comunità. Insieme possiamo proteggere l'acqua, possiamo proteggere l'ambiente e la salute dei nostri territori. Regole rispettate, reti riparate, acqua garantita. È semplice. Vi ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione di sempre. Restiamo in tema di acqua e crisi idrica perché sono state attivate modalità straordinarie per attingere acqua dagli invasi. Il perdurare della crisi idrica che sta interessando l'intero territorio regionale ha reso necessario l'avvio di interventi straordinari per garantire l'approvvigionamento sia per usi potabili, sia per il comparto agricolo e zootecnico. Con apposite direttive emanate dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione, è stata disposta l'attivazione di modalità eccezionali di prelievo dai volumi residuali degli invasi, normalmente non utilizzabili in regime ordinario, al fine di fronteggiare la grave emergenza. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, i gestori degli invasi e delle reti di distribuzione sono stati invitati ad adottare sistemi di prelievo delle risorse di superficie, anche utilizzando piattaforme galleggianti, e ad attivare procedure di monitoraggio e trasferimento della fauna ittica, con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dei cosiddetti volumi morti e prevenire fenomeni di moria di pesci che potrebbero compromettere la qualità della risorsa destinata al consumo umano. Parallelamente, nel settore agricolo e zootecnico, i consorzi di bonifica della Sicilia orientale e occidentale sono stati autorizzati a predisporre analoghe modalità di attingimento straordinario, sempre con l'ausilio di sistemi galleggianti, in modo da consentire agli operatori del comparto di disporre delle residue risorse idriche ancora presenti negli invasi, pur al di sotto delle quote di presa ordinarie. Tali misure, condivise con la cabina di regia regionale per l'emergenza idrica, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e quello dell'Agricoltura, si inseriscono in un quadro di azioni coordinate e necessarie a salvaguardare sia il fabbisogno potabile delle comunità sia la continuità produttiva delle aziende agricole e zootecniche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli invasi e della funzionalità degli scarichi. Torniamo alla vicenda del cardiologo di Favara ucciso, Gaetano Alaimo. Una nuova perizia dovrà stabilire l'eventuale capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dell'omicidio. Lo ha disposto la Corte d'Assise di Palermo, che questa mattina ha formalmente incaricato un pool di esperti che dovrà eseguire nuovi esami su Adriano Vetro, il cinquantenne accusato proprio di aver ucciso con un colpo di pistola il cardiologo Gaetano Alaimo all'interno del suo ambulatorio del centro di Favara. E dopo quella di Genovese resa nota ieri alla Regione, è tutto pronto per le nuove nomine di sottogoverno. Ad Agrigento torna Nenè Mangiacavallo alla presidenza del Consorzio Universitario e torna in quota DC Cuffaro. Giochi fatti per la nomina di sottogoverno alla regione siciliana dopo l'asta che ieri ha visto Luigi Genovese designato alla sua guida. Si profila il ritorno in quota DC di Cuffaro di Nenè Mangiacavallo, già sottosegretario di Stato alla guida del Consorzio Universitario di Agrigento.
Gli assessorati hanno accertato i requisiti dei candidati proposti dai partiti attraverso l'analisi dei curricula. I nomi sono adesso sul tavolo della Giunta che si esprimerà con una delibera di designazione i cui tempi dovrebbero essere molto ridotti. L'atto del governo regionale verrà successivamente trasmesso alla presidenza dell'Assemblea regionale che a sua volta inoltrerà il tutto alla Commissione Affari Istituzionali. A questo punto scatteranno i 30 giorni entro i quali l'organismo dell'Assemblea, presieduto dal democristiano Ignazio Abate, dovrà esprimersi o viceversa scatterà il silenzio assenso. Interessati a questo cambio di vertici sono gli ACP, consorzi universitari, enti parco, IRVO, ESA, Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, consorzi di bonifica e CRIAS. Nell'Agrigentino, dicevamo, tutte le indiscrezioni confermano come sia stata la DC di Cuffaro ad incassare 2 nomine con il ritorno di Nenè Mangiacavallo alla presidenza del Consorzio Universitario di Agrigento e Gioacchino Zarbo, componente del CDA dell'Istituto Autonomo Case Popolari della città. Noi moderati, il partito di Saverio Romano, ottiene anche la guida dell'IACP di Agrigento con Pietro Medici. E poi previsto il recupero in corner di mancati deputati come Beppe Picciolo, Alfio Papale e Francesco Chipinti. Tabacchi da utilizzare come droghe del tipo gutka e guns. C'è stato un maxi sequestro di 42 kg delle fiamme gialle ed è stato operato ad un pakistano residente a Canicattì. Nel quadro dei servizi predisposti dalla Guardia di Finanza per contrastare il contrabbando dei generi di monopolio, i finanziari del gruppo di Caltanissetta, in collaborazione con i militari della tenenza di Canicattì, all'esito di un mirato servizio di analisi delle movimentazioni di merci nella Sicilia centrale, hanno individuato un importante carico di tabacco lavorato privo del contrassegno dei monopoli di Stato e pertanto di illecita provenienza. La merce contrabbandata posta sotto sequestro penale ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione del Codice doganale dell'Unione Europea è risultata costituita da prodotti di tipo gutka e snus, rispettivamente forme di tabacco da masticazione e da suzione, originarie dell'India e del Pakistan, ove tali tipologie di prodotti sono utilizzate diffusamente, per via degli effetti stimolanti prodotti sull'organismo umano, dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate. Gutka e snus hanno rilevanti effetti nocivi sulla salute degli assuntori e sono potenzialmente responsabili di gravi malattie, come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca. Lo snus è addirittura vietato in quasi tutta Europa, per via della concentrazione di nicotina molto superiore a quella di una sigaretta, aumentando il rischio di dipendenza, ipertensione e problemi vascolari. Il destinatario dell'intera spedizione è risultato essere un soggetto pakistano, residente a Canicattì, arrestato in flagranza dai militari e denunciato all'autorità giudiziaria. Restiamo in tema di attività svolte dalla Guardia di Finanza. Questa volta le Fiamme Gialle di Enna hanno eseguito un provvedimento di confisca per 600.000 euro nei confronti dell'amministratore di una società già operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari, condannato in via definitiva per reati tributari. Il destinatario è un imprenditore originario di Mussomeli operante nel settore della distribuzione alimentare che, per evadere le imposte sui redditi e l'IVA, aveva omesso di contabilizzare e dichiarare al fisco operazioni commerciali per importi rilevanti. Adesso qualche notizia di cronaca. Partiamo da Ravanusa, dove un incendio ha distrutto l'auto dell'ex presidente del Consiglio Comunale. È stata aperta un'inchiesta. Secondo la prima ricostruzione l'incendio potrebbe essere di natura dolosa, ma saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Licata a fare luce sull'accaduto. Le fiamme hanno devastato l'automobile dell'ex presidente del Consiglio Comunale Vito Ciotta.
E poi a Canicattì c'è stato uno scontro tra scooter e auto, un sedicenne è rimasto ferito nei pressi di piazza San Diego, sono stati alcuni passanti a lanciare l'allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno portato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo, poi trasferito in ortopedia al San Giovanni di Dio di Agrigento. E un trentenne disoccupato di Grotte è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale dopo aver aggredito 2 carabinieri. I militari dell'Arma erano intervenuti in seguito ad una segnalazione. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava creando caos nei pressi di un bar. All'arrivo degli uomini in divisa ha cercato il contatto fisico. I 2 militari sono rimasti lievemente feriti, ma l'esagitato è stato bloccato e denunciato. E ancora qualche altra notizia: è stata sorpresa fuori dall'abitazione nonostante si trovasse ai domiciliari per scontare la condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione. I carabinieri di Montevago hanno arrestato la 43enne di Santa Margherita di Belice, Calogera Tumminello, per il reato di evasione. E responsabili di avere minacciato di morte 2 coniugi agrigentini con lo scopo di fargli abbandonare l'abitazione in cui vivono e impossessarsi dell'immobile sono stati inflitti 2 anni di reclusione ciascuno a Giuseppe Casà, 29 anni, e Samuel Pio Donzi, di 25, entrambi agrigentini. Ancora a Favara momenti di apprensione per un bambino che, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta, ha perso il controllo della guida ed è andato a battere contro il muro di un'abitazione. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Cristina di Palermo. E adesso una notizia che narra l'amore profondo tra fratello e sorella. Perché mi manchi, torna da me, il campo è fatto solo per te. Dimmi perché piangi, è la canzone che Giorgia Licata, 11 anni, di Favara, ha dedicato al fratello Davide, giovane talento del basket scomparso 2 anni fa durante un allenamento a scuola. Giorgia ha trasformato il suo dolore in musica, ha scritto il brano, lo ha interpretato e con semplici parole cariche di emozioni e sofferenza vuole trasmettere forza e coraggio di andare avanti sempre, nonostante una perdita. Parliamo di scuola adesso. L'avvio del nuovo anno scolastico in Sicilia sarà nel ricordo di Don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia. La Sicilia assumerà all'interno della propria amministrazione vittime di violenza che hanno subito deformazioni o sfregi permanenti al viso a causa di aggressioni. L'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha rilasciato i nulla osta necessari per 2 donne che avevano presentato domanda a seguito dell'entrata in vigore della normativa. È un atto di giustizia, dice il presidente Schifani, carico di sensibilità e umanità nei confronti di quelle donne che hanno subito aggressioni brutali prima dell'entrata in vigore della norma. Crimini efferati che lasciano segni indelebili non solo nel corpo ma anche nell'anima e che soltanto la costruzione di una vera cultura del rispetto e della dignità può contribuire a contrastare. Il governo regionale ha sostenuto con determinazione questo emendamento, grazie al sostegno concreto dell'Assemblea regionale, per garantire supporto concreto alle vittime residenti nel territorio siciliano. L'auspicio, conclude il Presidente, è che anche altre regioni e il Parlamento nazionale possano seguire questo esempio di giustizia sociale che arriva dalla Sicilia. La svolta normativa risale al giugno scorso, quando l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che ha reso retroattiva la legge del gennaio 2024 che prevede l'assunzione prioritaria delle donne vittime di violenza con deformazioni e sfregi permanenti al viso e dei figli di vittime di femminicidio, purché residenti in Sicilia e nei limiti delle risorse disponibili. Sanità sempre più in economia. La sanità siciliana stringe la cinghia. Il dirigente del Dipartimento di Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, chiede di ridurre sempre progressivamente il ricorso a precari e pensionati che tornano ad indossare il camice per fronteggiare particolari esigenze legate a voti d'organico ormai stabile. È una direttiva che si traduce nell'obbligo di privilegiare assunzioni regolari.
Il fenomeno, nato come soluzione di emergenza, è diventato da tempo tutt'altro che una eccezione alle normali vie di reclutamento. Secondo i dati dell'assessorato alla sanità, sono alcune centinaia i medici gettonisti stabilmente impiegati dagli ospedali. Sono in servizio soprattutto nei pronto soccorso, ma anche in reparti eccezionalmente sguarniti. In base a direttive nazionali, questi medici possono guadagnare fino a 83 euro per ogni ora di impiego nei pronto soccorso, un po' meno negli altri reparti, cifre leggermente inferiori anche per gli infermieri. Donne sfregiate dalla violenza, partono 2 assunzioni alla regione siciliana. In occasione del 32esimo anniversario dell'omicidio di mafia del beato Giuseppe Pino Puglisi, che ricorre il 15 settembre e che quest'anno coincide con l'avvio del nuovo anno scolastico in Sicilia, l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha deciso di inviare una circolare agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, invitando tutte le scuole dell'isola a dedicare un momento di riflessione alla memoria del sacerdote di frontiera ucciso nel 1993 a Palermo, nel quartiere di Brancaccio, un gesto simbolico ma significativo per rafforzare tra i più giovani la cultura della legalità, della responsabilità e dell'impegno civile. L'anno scolastico si aprirà quest'anno nel ricordo di Don Pino Puglisi, afferma l'assessore Mimmo Turano, per onorarne l'impegno civile e trasmettere alle nuove generazioni l'eredità morale che ci ha lasciato. Da sacerdote di frontiera ed educatore, Don Pino ha compiuto una scelta precisa, stando accanto ai ragazzi del quartiere Brancaccio a Palermo, per sottrarli alla strada grazie al centro di accoglienza Padre Nostro, da lui fondato. Con il suo esempio luminoso, prosegue l'assessore regionale all'istruzione, ha restituito speranza laddove regnava la rassegnazione, offrendo alternative alla violenza e insegnando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. La sua testimonianza di fede, coraggio e dedizione rappresenta ancora oggi un potente modello pedagogico-educativo e uno strumento di cambiamento sociale e culturale da preservare. Perché, come ci ha insegnato, se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto per costruire una società più giusta, consapevole e, soprattutto, libera dal ricatto mafioso. La Giunta Comunale di Pantelleria ha deciso di proporre l'intitolazione dell'aeroporto dell'isola alla memoria di Giorgio Armani. Un legame di Armani con Pantelleria, sostiene l'amministrazione, che si è espresso in forme concrete, dalla sensibilità verso il territorio alla sua identità, alla generosità di donazioni per la salute e il benessere dei cittadini, fino al sostegno discreto ad iniziative locali. Con una partecipazione autentica è stato capace di lasciare segni tangibili e duraturi. Lo stilista nel 2003 aveva donato all'ospedale Nagaro una TAC da 1 miliardo di vecchie lire, arrivò poi un mammografo e salvò con 74.000 euro l'unico cinema dell'isola che doveva passare alla digitalizzazione. Lo scorso anno mise a disposizione del comune 800.000 euro per costruire la rete idrica che ha portato l'acqua nei porticcioli di Cala Tramontana e Gadir. Ancora una iniziativa per sensibilizzare contro il dilagare del diabete, in campo con il diabete, voluta dall'Associazione Giovani Diabetici, si è svolta ad Agrigento. Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Parliamo di questa iniziativa che oggi state facendo, una giornata sportiva contro il diabete, una malattia sempre più invasiva. Sì, esattamente, è una malattia che nell'ultimo periodo ha avuto numeri crescenti. Noi ci occupiamo di diabete già da qualche anno in collaborazione con alcuni dottori, il dottore Russo, il dottore Gramaglia. Quest'oggi abbiamo deciso di organizzare questo evento proprio per sensibilizzare la cittadinanza a questo problema, ma soprattutto per far vedere a tutti come col diabete si può vivere e si può convivere tranquillamente. Infatti l'evento si chiama una partita col diabete proprio per questo motivo, perché vogliamo dimostrare che il diabete non deve impedire la vita ordinaria, è una vita serena, è sufficiente essere seguiti, è sufficiente attenzionarlo, conoscerlo. Chiaramente crea problematiche a lungo termine, però non dobbiamo assolutamente trincerarci dietro questo problema, perché lo possiamo gestire e affrontare. Che consigli dare?
Noi consigliamo di affidarsi a un'equipe, diabetologo, nutrizionista, psicologo fondamentalmente, infermieri che conoscano la patologia e con l'aiuto di questa equipe multidisciplinare è possibile vivere tranquillamente la propria vita. Chiaramente è una patologia molto grave che dà conseguenze importanti se trascurata, però è una patologia con la quale si può assolutamente convivere, e oggi siamo qua proprio per dimostrare che diabete sì o no, lo sport, altro elemento fondamentale, può dimostrare che questa cosa si può gestire tranquillamente. Ecco, come si vive questa malattia? Questa è una malattia complessa, difficile e che spesso non si comprende dall'esterno, perché non è una malattia visibile, è una malattia invisibile che solo chi ce l'ha può comprendere appieno. Però in tutto ciò le nuove tecnologie ci aiutano a vivere la patologia in maniera molto socialmente accettabile e anche praticando sport riusciamo a inserirci nella società in maniera veramente ammirevole. I nostri ragazzi oggi infatti giocheranno delle partite, è il primo evento che abbiamo proposto sia alla nostra ASP con i diabetologi che ci supportano, sia al comune stesso, e che ci permette appunto di abbattere tutte le barriere e i pregiudizi che ci sono sul diabete e lo sport, per avviare i nostri ragazzi in maniera veramente sicura e consapevole a praticare sport veramente in maniera tranquilla. E questo è l'obiettivo di oggi? Questa è una delle nostre mission, proprio fare i nostri ragazzi nel mondo dello sport, di qualsiasi sport si tratti. Ecco, voi con l'associazione che tipo di aiuto date nel territorio? Allora, noi nel territorio lavoriamo tutti i giorni con l'ASP per risolvere i problemi che ci sono a livello di amministrazione, a livello amministrativo, anche di gestione di presidi. Organizziamo eventi per fare in modo che le famiglie condividano le difficoltà, i problemi, le esperienze che hanno durante appunto la loro vita. Cerchiamo di convivere con questa patologia in maniera veramente condivisa. Perché sono stato invitato all'associazione Giovani Diabetici che ha organizzato questo evento per vedere un attimo di vedere l'inclusione dei bambini diabetici con i bambini non diabetici. Si parlerà di sport, si parlerà di calcio, di pallacanestro. Dal punto di vista mio pediatrico possiamo dire che ormai abbiamo una struttura semplice di diabetologia pediatrica che va a gonfie vele, trattiamo un centinaio di bambini e già in maniera anche con i microinvisori e con le smartpen. Sicuramente abbiamo risolto un problema, quello di ridurre i viaggi della speranza verso i centri di terzo livello, e questa è una grande soddisfazione per me che sono il direttore, che mi sono inventato il progetto, ma anche per la dottoressa Buscarino Piera che è la responsabile della struttura semplice di diabetologia pediatrica, la dottoressa Albino e il dottor Genco Marco, sono 3 diabetologi. Fare sport quanto è importante per i bambini? Non solo la terapia per quanto riguarda con l'insulina, sia per via sottocutanea o anche col microinfusore o con la smartpen, sicuramente fare sport ha un doppio elemento di efficacia. Intanto fa sentire i soggetti diabetici che sono uguali agli altri soggetti che non hanno il diabete, e quindi con loro possono includersi e lavorare e giocare quando è necessario. L'altro discorso perché collabora notevolmente con la dieta che somministriamo a questi bambini, rendendo la dieta mediterranea, diciamo, l'ottima dieta che i bambini diabetici devono curare e con i genitori seguire in maniera molto pressante. L'amministrazione comunale è presente a questa giornata, a questa manifestazione sportiva contro il diabete. Sì, oggi era doveroso essere presente, diciamo, all'inaugurazione, possiamo chiamarla così, al riutilizzo più che altro di un'area adibita allo sport che torna a essere fruibile sia, diciamo, ai ragazzini e anche all'associazione. Avete altre iniziative in mente? Sì, nell'area, diciamo, abbiamo in itinere il finanziamento che riguarda la pista di pattinaggio qui accanto, quindi anche il ripristino di una struttura che da tanto tempo manca ad Agrigento, e quindi cerchiamo di chiudere un po'
i conti quando riguarda tutte le strutture sportive in generale. Inizia ora il nuovo campionato di calcio. Ecco, l'Esseneto avrà il campo illuminazione? Sì, certo, la gara è stata espletata, ora stanno producendo tutta la documentazione e a breve faremo la consegna dei lavori per l'inizio secondo il cronoprogramma. Finalmente siamo riusciti ad organizzare con l'aiuto del patrocinio dei medici, siamo riusciti ad organizzare questa partita del cuore per far capire proprio che anche i ragazzi, i bambini, i diabetici possono fare tutto come tutti gli altri. Non poteva mancare l'ordine dei medici, non potevo mancare io, perché io come uomo di sport e come medico, e quanto è importante, il titolo è e la dice tutta, in campo per il diabete, quanto è importante l'attività fisica per il diabete. Credo che la terapia è il numero uno, perché con l'attività fisica in maniera razionale si può veramente prevenire prima e curare anche dopo il diabete, sia di tipo 1, il diabete per cui stiamo parlando ora, ma anche per il diabete di tipo 2. È un'iniziativa estremamente importante per noi che ci occupiamo di diabete, per noi che viviamo questa realtà quotidianamente, è un momento di integrazione tra ragazzi che vivono questa condizione e che oggi fortunatamente possono gestire questa situazione in maniera molto più serena, molto più semplice, con l'utilizzo da un lato dei sensori e dall'altro lato dei microinfusori. Lo sport è un momento che accomuna, lo sport è un momento che fa crescere, è un'attività che fa crescere, che permette di formare i ragazzi, di tirarli fuori dalla strada, tirarli fuori da quelle che possono essere cattive abitudini, e sicuramente l'integrazione tra chi oggi deve gestire questo tipo di problematica e chi invece vive serenamente la propria quotidianità e anche la propria attività sportiva diventa importante proprio per lanciare un messaggio di integrazione, un messaggio di assoluta uguaglianza. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Ad Agrigento e Raffadali tornano i cantieri di lavoro. È necessario fare domanda dal 15 al 19 settembre 2025 recandosi presso i centri per l'impiego di Agrigento e Raffadali o tramite email. Il bando di concorso è rivolto ai giovani residenti nel comune dove si svolge il cantiere che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni, al momento inoccupati, che siano in possesso della disponibilità di lavoro e del patto di servizio. L'impegno lavorativo sarà di 7 ore giornaliere e non costituisce rapporto di lavoro. Energia e consumi, Demon Side nell'isola di Lampedusa, ci riferisce Elio Desiderio. Si è svolto oggi pomeriggio all'interno di una sala dell'aeroporto di Lampedusa un incontro importante tra diverse realtà siciliane e internazionali. Durante l'incontro sono stati presentati i vantaggi tecnici ed economici per i partecipanti all'iniziativa di gestione del consumo elettrico che nasce dal progetto europeo DSM4 con Cipro e Lampedusa come isole pilota. Oggi ci troviamo a Lampedusa dove abbiamo fatto un evento di disseminazione del progetto DSM for Islands, che è un progetto europeo che prevede partner internazionali. C'è l'Università di Palermo, un'azienda italiana che è Exalto Energy Innovation e poi abbiamo un'azienda tedesca Energy Nautics e dei partner di Cipro, l'Università di Cipro e EPL Frontiers Technology. Quello che vogliamo fare è proporre le soluzioni, studiare nel progetto delle soluzioni intelligenti per la gestione del carico elettrico che vadano a vantaggio da un lato della rete elettrica, quindi con dei vantaggi tecnici, ma parimenti importante i vantaggi economici, quindi un vantaggio diretto per i consumatori. Che vantaggio hanno i consumatori? I consumatori, quindi gli utenti del carico elettrico, hanno un vantaggio nel gestire bene e in modo efficiente il carico elettrico e quindi risparmiare poi di fatto, ottimizzare l'utilizzo dell'energia e quindi risparmiare. Come in rappresentanza della Selis Lampedusa, sia questa iniziativa come altre anche iniziative in passato sono sempre state favorevolmente accolte da parte nostra e siamo in questo caso anche in partnership col consorzio gruppo di ricerca e quindi
promuoviamo e accogliamo appunto con favore sempre qualsiasi soluzione che possa portare a un uso più razionale e consapevole dell'energia sull'isola di Lampedusa, con benefici sia in termini economici che possono essere per l'utente finale, ma anche in termini di salvaguardia dell'ambiente, quindi in un'ottica di sempre riduzione delle emissioni totali sull'isola di Lampedusa. Ci spostiamo a Licata, dove questa mattina è stata eseguita una importante azione di bonifica nella zona Torre di Gaff da parte degli operatori del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sono stati rimossi cumuli di rifiuti abbandonati e ingombranti che da tempo deturpavano il territorio e arrecavano un grave danno alla salute pubblica. E adesso ci spostiamo invece a San Giovanni Gemini, dove il Comune ha acquistato un nuovo scolabus per gli studenti con la finalità di rendere più agevole il trasporto scolastico. Il nuovo mezzo, confortevole e moderno, è in funzione in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico. E la Proloco di Porto Empedocle, in collaborazione con il Comune e l'Assessorato ai Beni Culturali, nell'ambito del centenario della nascita dello scrittore e regista empedoclino Andrea Camilleri, ha inaugurato la proiezione illuminata dell'immagine di Andrea Camilleri sulla facciata della Torre Carlo V. L'immagine resterà fino a domenica 19 di ottobre. Penultimo appuntamento della stagione del Teatro dell'Efebo, di scena L'altro figlio di Pirandello. C'è l'invito a partecipare a questo spettacolo di Peppe Alvaro. Ed eccoci al penultimo appuntamento della stagione dell'Efebo. Vi aspettiamo perché vedrete giorno 12 di settembre alle ore 21 al Teatro dell'Efebo L'altro figlio, la versione che scrisse Pirandello, tutta per intera. E quindi vi raccomando, non mancate, vi aspettiamo. A venerdì. E domani sera altro appuntamento alle 19 del cartellone Cattedrale in Festa, con l'esibizione del coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, e a seguire alle 22:30 Festivalle. Per l'occasione è stata modificata la viabilità nella zona a partire dalle 16 fino a cessato bisogno nel tratto compreso tra Via Duomo e Piazza Dominzoni. Via Duomo sarà chiusa al traffico veicolare con divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto che per i residenti muniti di regolare autorizzazione. Sempre in Via Duomo, lato Cattedrale, e in Piazza Dominzoni davanti al Sagrato sarà attivo un servizio d'ordine per il rispetto della segnaletica esistente di divieto e sosta e fermata. Sono esclusi dai divieti i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, i mezzi pubblici e i veicoli a servizio di persone con disabilità. Sarà in ogni caso consentito il traffico a forze di polizia, mezzi di soccorso, ambulanze, mezzi pubblici e persone con disabilità in possesso di regolare contrassegno. Il comando di polizia locale garantirà il servizio in modo efficiente. E Favara saluta domani il parroco dell'Itria, Don Calogero Bello, e si prepara ad accogliere Don Maurizio Mangione, proveniente dalla parrocchia Cuore Immacolato di Maria del Villaggio Mosè. Domani a Favara, alle ore 19, in Piazza della Pace, sarà celebrata la Santa Messa di saluto a Don Calogero Lobello, che dopo 10 anni lascia la guida pastorale del Santuario della Madonna dell'Itria. Il sacerdote ha segnato un decennio ricco di spiritualità, impegno, vicinanza e servizio. In tanti, in questi anni, hanno trovato in lui una guida, un padre, un amico. La celebrazione è prevista in Piazza della Pace, luogo simbolo di tanti eventi religiosi e popolari, diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità. Sarà una messa di ringraziamento e di saluto, in cui il popolo dell'Itria potrà stringersi attorno a Don Calogero per accompagnarlo, con la preghiera e l'affetto, verso la sua nuova missione. Il 20 settembre, infatti, alle ore 19,
nella Basilica Maria Santissima del Soccorso, Chiesa Madre di Sciacca, Don Calogero farà il suo ingresso ufficiale come nuovo arciprete della comunità saccense, iniziando così un nuovo capitolo della sua vocazione pastorale. Al suo posto uno fedeli si preparano con gioia ad accogliere Don Maurizio Mangione, che il 29 settembre, sempre alle ore 19, presiederà la messa di immissione canonica come nuovo parroco della chiesa del Santuario della Madonna dell'Itria. Concludiamo il nostro telegiornale con la notizia di un riconoscimento che va alla Agrigentina, Loredana Errore, che domani a Bergamo, all'interno del cinema che si trova nell'Orio Center, riceverà il premio Apossiomeno, assegnato dalle forze dell'ordine anche ad artisti che si siano particolarmente distinti. Lo ha comunicato la stessa artista attraverso i suoi profili social. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, vi ringrazio per averci anche oggi seguito, vi do appuntamento con la nostra informazione che è sempre visibile sul 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino, ancora sul 268 delle Smart TV in tutta Italia e poi naturalmente sul nostro sito internet www.televideoagrigento.tv e i numerosi nostri canali social. Grazie per l'attenzione, arrivederci alle prossime edizioni.